11 i sindaci dell'area del Campo Sampierese che, accompagnati da circa 300 cittadini, per lo più genitori con figli, hanno preso parte in mattinata alla protesta per tutelare il reparto di pediatria dell'ospedale Pietro Cosma di Campo San Piero. La pediatria è un'eccellenza che va preservata con la sua unità di terapia intensiva neonatale, afferma il sindaco Katia Maccarone. Nel frattempo, dopo le dimissioni del primario del reparto e di alcuni pediatri, il direttore generale dell'USL Euganea conferma il concorso per 8 nuovi pediatri, valido però per tutta l'USL. Ad assicurare tutti ci pensa comunque l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. Nessun ridimensionamento su pediatria o sulla terapia intensiva neonatale. Sfiscia Channel News, Campo San Piero.